Ciao ragazzi, oggi giornata grigissima, voglio però noi io sola, o teniamo marind, quindi mi raccomando, non ci deprimiamo, dobbiamo sempre essere positivi. Ragazzi, ma voi lo sapete che cos'è la napoletanità? Vabbè, a parte i miei capelli zampillanti come al solito, dovrò prendere dei provvedimenti per questi capelli. Lo sapete che cos'è la napoletanità, ragazzi? Molti personaggi famosi raccontano, parlano della napoletanità. Vabbè, ragazzi, io sono molto napoletana, lo sapete, sono napoletana assai, verace, e vi posso dire che il napoletano nelle situazioni difficili, pesanti, le prime tre cose che pensa sono queste. A param, che tenga avrei? Qual è il problema? Allora, queste tre parole già vi fanno capire tutto. Noi siamo fatti così. Allora, quando succede una cosa che ci troviamo in difficoltà, vogliamo apparare, no? Vogliamo acconciare. Vogliamo cercare di trovare una soluzione. Non pensiamo mai al peggio. Invece, che tenga avrei significa che ci ho fatto il nostro praticamente. Ho fatto non mi interessa. Qual è il problema? Cioè, perché noi napoletani fondamentalmente i problemi non li vediamo da nessuna parte, cioè nelle cose noi non ci vediamo mai un problema, vediamo sempre il modo per uscircene. Io in particolare, ragazzi, vi devo dire che questa cosa funziona, vi devo dire che io in particolare certe volte in situazioni un po' sconvenienti ho trovato sempre comunque il modo con la simpatia, ovviamente non cose gravi, parliamo di cose sempre risolvibili, però ho cercato sempre di ammorbidire con delle trovate geniali. Qualche volta poi in qualche video vi devo raccontare qualche, perché poi sarebbe troppo lungo, vi devo raccontare come. Devo dire la verità, funziona, ragazzi, vi posso assicurare che funziona, basta volerlo. Ragazzi, mo oggi a fare una bella colazione e tengo proprio bisogno e vi saluto, ragazzi, mi raccomando, grinta anche nelle giornate grigie come questa, e quando ci vo, voglio, ricordatevi, quando ci vo, ciao.